con scritto sopra salviamo il pianeta. Noi glielo dobbiamo, Olmi ha voluto premiarlo, ha detto gliele dobbiamo alle nuove generazioni. Cosa abbiamo salvato in quasi 40 anni? La cultura più importante di ogni territorio. La nostra cultura è una cultura basata sul lavoro, sulla coesione, sulla solidarietà, e quindi con queste basi, ricordatevi, senza le basi scordatevi le altezze, e quindi con questa anche università che ha consentito ai friulani di studiare in casa e di portare dentro le imprese un livello di preparazione più elevata. Ecco, io penso che appunto con le basi culturali che abbiamo, con le nuove realtà, sto pensando anche ad andare a Science, sto pensando a Sincrotronic, sto pensando che questa regione è ricchissima di opportunità anche tecnologiche. Questa è la celebrazione dell'agroalimentare in vino Veritas, quindi bevete tutti, ditevi la verità, arrivederci, buone cose. Non dico tutti i rappresentanti, grazie che sono tutti qua, ma tramite il Presidente ringrazio tutti. Saluto Giulia e Mara, con cui vi dico, un po' di amicizia, vi dico, se mi mandavano il nostro Olimpione, ci hanno dato la foto dell'apertura, della giornata d'apertura delle Olimpiadi di Parigi, e devo dire che mi avete fatto prendere tanti complimenti immeritati, perché dicevano i miei colleghi governatori, non c'entro niente perché non sono il Vigareggio, però la nostra regione e gli atleti della nostra regione hanno fatto fare una figura straordinaria, grazie mille perché avete portato in alto i nostri colori e l'onore che state avendo. Però per parlare di Friuli Doc, il Friuli Doc è stato detto tanto giustamente cultura e tradizione, enogastronomia, ma io dico una cosa, prima di tutto le grandi manifestazioni come Friuli Doc sono economia e sono opportunità che non nascono o muoiono durante le giornate di Friuli Doc, ma vengono valorizzate in queste giornate per tutto quello che viene dopo. E quindi prendo lo spunto di Gianola, che è da sempre spunto interessante, quando parla di opportunità. Penso che questa sia una terra che dia tante opportunità e darà sempre più opportunità anche da chi viene da territori che non sono questa terra. E vi dico questo perché lo do in anteprima oggi, ma ne sono orgoglioso per il frutto di questa terra. I dati usciti oggi sul secondo trimestre Istat certificano che il Friuli Venezia Giulia ha il più alto numero di occupati della sua storia, col 70,2%, e il più basso numero di disoccupazione della sua storia, col 3,4% a livelli della Baviera. Grazie. Tanti spunti. Buonasera a tutti, sono Lucrezia Mangilli, ho 26 anni, sono di Udine e ho recentemente vinto la fascia di Miss Mondo Italia. Sono oggi qui a Udine per la manifestazione di Friuli Doc, i 30 anni di Friuli Doc, e sono onorata di essere stata scelta come ospite per rappresentare una manifestazione tra le più importanti a livello di tutta la regione Friuli Venezia Giulia e un'eccellenza per il nostro territorio. Il percorso di Miss Mondo per me è stato un percorso di crescita, un percorso formativo che mi ha aiutato anche a migliorare molti aspetti del mio carattere. Quindi sono grata e molto riconoscente per il riconoscimento che mi è stato dato, anche dalla famiglia Marzano, a cui mando un grande saluto, e non vedo l'ora di rappresentare l'Italia al concorso di Miss Mondo.